Le imprese devono arrangiarsi, quindi le imprese devono, in una situazione ormai drammatica per loro, perché se noi guardiamo anche i dati che noi abbiamo tramite i depositi nei bilanci delle imprese, noi abbiamo ormai il 50% delle imprese che è in sofferenza. Immaginiamoci che ci sono fondi esteri, soprattutto asiatici, che vengono a chiedere a noi i dati delle imprese cosiddette decotte in difficoltà, perché così possono comprare magari queste imprese, ma è ovvio che essendo fondi che arrivano da altri paesi, così interessa loro soprattutto prendere le aziende per svuotarle, prendendo i know-how, prendendo i brevetti e poi dopo lasciarle andare a morire, no? Quindi ci troviamo in una situazione molto rischiosa, perché molte imprese già ne stanno chiudendo, ma molte altre potrebbero chiudere, proprio per il fatto che quindi le imprese sono lasciate un po' da sole, perché si trovano in una situazione di concorrenza con il resto d'Europa che non è ad armi pari, ad armi uguali, perché c'è un fisco troppo forte, troppo opprimente. Ecco perché molte imprese, e noi le aiutiamo, vogliono andare ad investire all'estero. Se noi guardiamo lo sviluppo della Spagna nella crisi, la Spagna ha perso nell'arco dell'ultimo anno 1 milione di giovani, che è il capitale più grande che un paese può avere, quello di giovani, soprattutto anche perché c'è una tendenza demografica all'invecchiamento. Hanno perso 1 milione di giovani che sono andati a cercare, hanno messo i loro cervelli a disposizione di altri paesi perché non trovavano lavoro in Spagna. Noi in Italia non siamo arrivati ancora a queste dimensioni, ma c'è già una dimensione che dice che ci sono molti giovani che stanno lasciando il paese. Sicuramente intanto lo stanno lasciando i capitali. Dati Banca d'Italia, nell'arco dell'ultimo anno il 15% del PIL, quindi stiamo parlando di circa 250 miliardi di euro, una cifra enorme, sono usciti dall'Italia, perché vuol dire quindi che investitori esteri, investitori italiani non si fidano del loro paese, portano i soldi fuori. Uno degli aspetti sul quale anche noi come sistema camerale stiamo lavorando è quello dell'internazionalizzazione delle imprese, col rischio che dicevo poco fa che molte imprese poi dopo rimangano, non guardino al mercato estero solo come un mercato interessante per esportare prodotti o servizi, ma a un certo punto magari dicano guarda come si sta bene qui, abbiamo più semplificazione, abbiamo meno regole, abbiamo meno tasse da pagare, abbiamo un sistema pubblico che ti dà giustizia, che funziona in maniera veloce, no? Quindi in molte imprese c'è il rischio che dicano beh, qua stiamo bene e quindi qua portiamo gli investimenti. Quindi siamo in una situazione delicatissima per cui l'internazionalizzazione va bene, ma a volte presenta questo aspetto anche del fatto che si vada ad investire fuori. D'altra parte, se un'impresa ha la scelta fra morire stando qui o sopravvivere andando fuori ad investire, soprattutto noi diciamo se si tratta di un paese europeo, siamo cittadini europei, quindi siamo all'interno di una stessa comunità, quindi voglio dire non è un fatto scandaloso che un'impresa vada ad investire, come a volte ci viene dipinto questo fatto, in Carinzia piuttosto che in Baviera o piuttosto che in Croazia o Slovenia, perché sono aree vicine a noi e quindi c'è anche la speranza che i frutti poi di questi investimenti possano facilmente ritornare sul nostro territorio, ma soprattutto siamo cittadini europei, facciamo parte di un sovrastato che è quello dell'Europa. Il problema invece è quando si va a investire molto lontano, quando ti rubano il design, ti rubano il marchio, ti rubano il brevetto, la tua proprietà intellettuale, no? Quindi i tedeschi della Baviera che ci hanno spiegato come funzionano i distretti a casa loro, come funziona la ricerca e sviluppo, che è il terzo pilastro fondamentale sul quale le nostre imprese devono reagire per salvarsi, no? Sulla parte dei distretti, ogni distretto ha un direttore e uno staff, cioè c'è una struttura che noi qui in Veneto non abbiamo. Questa struttura è sostenuta parzialmente dal finanziamento pubblico, ma è l'unico finanziamento pubblico perché poi l'ente che coordina i vari distretti è una struttura, una in-house, chiamiamola così, una società del Land Baviera, che è Bayern Innovative, quello che da noi potrebbe essere Veneto Innovazione, che ha
la competenza proprio di coordinare questi vari distretti, di dare consulenze, know-how, assistenza giuridica, assistenza commercialistica, fiscale, eccetera, no? E anche scoperte di nuovi mercati, ricerche di mercato, ricerca e sviluppo tecnologico. Quindi il sistema funziona più che con soldi che vengono dati alle imprese, con servizi che il sistema pubblico dà alle imprese, servizi che possono anche essere quelli nell'ambito della ricerca e sviluppo, aiutare le imprese di un distretto a rispondere a bandi di gara europei, aiutare le imprese di un distretto a scambiarsi know-how, a scoprire che magari c'è un'università vicina che ha sviluppato un prodotto che è di interesse per quel distretto, ha sviluppato un nuovo processo produttivo di interesse per l'altro distretto. Fare rete, quindi non solo fra le aziende del distretto, ma fra le aziende e gli enti pubblici. Questo dialogo fra privato e pubblico manca in Italia, è ridotto. Un po' lo aiutano le camere di commercio, le associazioni di categoria, ma dovrebbe essere rafforzato. Quindi diciamo siamo in una situazione di decrescita rispetto alle regioni più ricche, appunto tipo Baviera, Baden-Württemberg, regioni più ricche che ci sono intorno a noi e che esportano tantissimo e che possono diventare un competitor per noi molto pericoloso. Quindi noi dobbiamo seguire l'esempio degli altri paesi europei che funzionano, in particolar modo la Germania, ma anche la Svizzera, anche se fuori dall'Unione Europea, dove questa responsabilizzazione crea delle fortissime lobby territoriali e crea quindi la capacità di questi sistemi di vincere la sfida della internazionalizzazione, della ricerca e sviluppo e dell'aggregazione in rete delle loro imprese.